La Regione è il socio unico dell'AST, proprietario al 100% di questa partecipata e di fronte alle vicende che adesso sono state raccontate e sottolineate nell'ordinanza istruttoria del GIP di Palermo, ma che erano emerse molte volte nel corso di questi anni, è abbastanza inconsueto il silenzio con cui si è accettato che l'AST continuasse ad essere come è stata una fabbrica del consenso, che i forti vulnus sul piano gestionale e organizzativo denunciati da un audit interno restassero lettera morta, che addirittura come conseguenza di questa inchiesta alcuni dei dirigenti continuano ad essere stati scelti tra coloro che nel frattempo sono indagati. E la sensazione è come se questa indagine penale fosse soltanto un fastidioso incidente di percorso. Il governo nomina il consiglio di amministrazione, ma lo può anche revocare di fronte a una serie di comportamenti opachi o che comunque non rispondono al mandato aziendale. Tutto questo si è verificato, ma il consiglio di amministrazione sono stati lasciati nella condizione di fare di questa partecipata ciò che volevano. Questo certamente è una cosa un supplemento di riflessione va fatto.